Buongiorno a tutti, sono Stefano Faccini, componente del consiglio direttivo di CIA Belluno. Sono qua ad aprire questo evento di presentazione del progetto Rosewood, ma principalmente per portare i saluti del Presidente a tutti i partecipanti, il Presidente Luca Cossu di CIA Belluno, che oggi non è potuto venire. Il momento è importante perché è la presentazione di questo progetto Horizon 2020 che è in fase di chiusura, di completamento e chiusura e che ci consentirà di avere indicazioni sulle buone pratiche nell'ambito della gestione forestale e dell'utilizzo del prodotto legnoso. Non voglio portare via tempo ai lavori, quindi passo la parola augurando un buon lavoro a tutti al rappresentante dell'AIEN che sarà più chiaro nell'esporre il programma dell'evento e dei vari interventi. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie. Niente, io passo direttamente la parola al nostro Hub Manager che spiegherà più nello specifico le caratteristiche generali di quello che è stato e che è tuttora il progetto Rosewood 4.0. Quindi lascio la parola a Riccardo Castellini di Sesefor, Hub Manager, quindi gestore del nostro hub che comprende Italia, Spagna, Portogallo e sud della Francia. Sì, buongiorno a tutti e grazie Andrea. Io mi chiamo Riccardo Castellini, sono italiano ma lavoro in Spagna per la Fondazione Cesefor. Il Cesefor è il centro dei servizi forestali della regione Castiglia e León. Abbiamo le nostre sedi a Soria, a Valladolid, a León e quindi faccio questo intervento online come se fosse dalla Spagna, ma in realtà sono a casa mia a Cecina, in provincia di Livorno, in Toscana. Sono tornato ieri sera da una bellissima attività Rosewood di fatto, perché abbiamo avuto una study visit, una visita studio organizzata da Andrea Argnani di AIEL a beneficio dei partner del nostro hub, quindi erano presenti rappresentanti spagnoli, francesi, i portoghesi purtroppo non sono potuti venire. Andrea ci ha accompagnato in giro fra le regioni Veneto, Lombardia, Trentino, per vedere, toccare con mano le cose di cui trattiamo abitualmente nel progetto. Abbiamo visto difficili estrazioni di legname dal bosco, abbiamo visto realtà di segherie di piccole dimensioni, di grandi dimensioni, abbiamo visto l'organizzazione del consorzio di Ponte di Legno che fa un bellissimo lavoro a beneficio dell'Unione dei Comuni locali. E poi abbiamo finito con visitare le installazioni della Microtech e ci siamo resi conto che la tecnologia può aiutare tantissimo il settore forestale ed in questo senso infatti è impostato il nostro progetto. Adesso vi condividerò una presentazione per introdurre il progetto e per poi lasciare ad Andrea entrare nel dettaglio riguardo alle buone pratiche che sono state identificate in Italia, che si possono poi tutte ritrovare sulla piattaforma. Allora, il progetto Rosewood 4.0 è il secondo progetto di 2 dedicati alla mobilitazione diciamo, al miglioramento della mobilitazione del legname in Europa, che la Commissione europea ha finanziato nell'ambito del programma Horizon 2020, che è essenzialmente, come sapete, il programma quadro dedicato alle nuove tecnologie e alla ricerca. Pertanto siamo fieri di aver ottenuto un doppio finanziamento dedicato a questo settore e quindi semplicemente questo vuol dire quanto per la Commissione europea sia importante il miglioramento di questo settore e anche diciamo, l'eliminazione delle differenze di sviluppo fra le varie regioni europee e quindi l'obiettivo è un po' quello di attraverso il trasferimento delle conoscenze di metterci tutti
per quanto sia possibile, allo stesso livello. Come vi dicevo, il progetto Rosewood 4.0 è il secondo, un progetto di 2 anni, iniziato l'anno scorso, si doveva concludere il 31 dicembre di quest'anno, poi chiaramente il Covid ha reso complicati i nostri lavori, pertanto otterremo una proroga e finiremo qualche mese più tardi. Un progetto con un finanziamento totale di poco più di 2 milioni di euro, che ha riguardato molti partner che vi farò vedere adesso. Il primo progetto essenzialmente è stato dedicato alla instaurazione in Europa di una rete di partner molto variegata e organizzata in hub. Hub vuol dire, diciamo, questi centri geografici costituiti da partner che più o meno hanno caratteristiche simili, in comune, lavorano in ecosistemi simili e anche culturalmente sono più vicini. Il nostro hub, come diceva Andrea, è composto dall'Università di Lisbona in Portogallo, noi del CESEFOR dalla Spagna, il centro della proprietà forestale privata, il CRPF della regione Aquitania in Francia e appunto l'Associazione Italiana Legno e Energie per l'Italia. Precedentemente la regione Toscana ha fatto parte del progetto, il primo progetto Rosewood che è terminato l'anno scorso. Perché abbiamo voluto fare un secondo progetto? Semplicemente perché ci siamo resi conto che il gap che rimaneva da colmare alla fine del primo progetto era proprio quello riguardo alla digitalizzazione. Abbiamo voluto puntare proprio sulla ricerca delle buone pratiche, delle migliori esperienze legate alla digitalizzazione del settore della mobilitazione del legno, al fine di farle conoscere quanto più possibile attraverso molti strumenti al grande pubblico, diciamo. Questo chiaramente perché la constatazione è quella che facciamo un po' tutti, cioè il ruolo centrale del legname, del legno nella bioeconomia circolare. Pertanto la promozione e l'innovazione delle catene di valore del legno contribuiscono a una maggiore competitività dell'industria forestale e questo ci ha portato alla voglia di redigere un secondo progetto. In collaborazione ovviamente con il capofila, che è bene citarlo, è il capofila dei 2 progetti Rosewood, si chiama Steinbase ed è un'agenzia di sviluppo della tedesca, quindi basati in Germania. Come dicevo, cosa c'è di nuovo nel secondo progetto Rosewood? A parte una estensione territoriale rispetto al primo, il primo aveva 4 hub, uno essenzialmente legato alle regioni del nord, l'altro alle regioni del sud, che era il nostro, est, ovest, e questo nuovo progetto ha voluto allargare un po' le competenze del progetto all'Europa orientale, quindi si è creato un altro mini network a beneficio dell'Europa dell'Est. Rosewood 4.0 a livello tecnico si concentra sulla digitalizzazione per favorire il trasferimento delle conoscenze, la formazione, il coaching, e quello che vorremmo è permettere agli operatori di condividere il know-how con un impatto molto ampio che riguarda non solo i paesi partecipanti ma anche gli altri attraverso chiaramente le campagne di informazione e sensibilizzazione. L'attenzione alle soluzioni di formazioni digitali che affronta, come vi dicevo, una lacuna che abbiamo identificato nel settore forestale, che chiaramente è in ritardo in termini di adattamento e diffusione delle moderne soluzioni legate all'ICT. La sfida che il dottor Anthony Salingre, che è il nostro capofila, lo citiamo per fargli piacere, ovviamente perché se lo merita, perché d'altronde quando si scrive proprio un progetto di cooperazione europea che viene approvato si fa un lavoro importantissimo. Ricordo, così come è dato, che la percentuale di approvazione dei progetti Horizon sta intorno al 15%, quindi sono progetti nel quali si deve sempre cercare l'eccellenza per potersi far finanziare, quindi quando si fa quando ci si riesce, diciamo, dobbiamo esserne contenti. La sua sfida fu quella proprio di
cercare di identificare veramente le migliori pratiche, le innovazioni presenti in Europa che avrebbero colmato il gap di differenze che ci sono fra i diversi paesi. E quando parlo di buone pratiche e innovazioni mi riferisco ad un mondo immenso. Ci siamo resi conto che stiamo parlando di applicazioni per lo smartphone, inventari, nuove forme di gestione della proprietà forestale privata, piattaforme online e chi più ne ha più le metta. Chiaramente stiamo cercando di, lo dico subito, di mettere insieme tutte queste informazioni, tutti questi dati in un'unica piattaforma che è già, ma una nuova versione è in fase di sviluppo, a disposizione di tutti quanti. Quindi gli obiettivi specifici e le attività del progetto sono, ripeto, è un po' una ripetizione, ma insomma, per fare una buona introduzione ho bisogno di rifarmi un po' al contenuto della scheda di candidatura del progetto, quindi trasferire e comunicare le migliori pratiche, le innovazioni e i risultati della ricerca relativi alla mobilitazione del legno e alla competitività. Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto in 1000 modi, attraverso all'inizio chiedendo la compilazione di abstract, di schede informative. Abbiamo fatto molti video, anche in Italia Andrea ha proceduto alla realizzazione di un paio di video che in qualche modo poi vi mostrerà in futuro attraverso la disseminazione dei risultati. Abbiamo investito sul recopilare, ecco, questi dati riguardanti strumenti digitali, sulla formazione, il coaching. C'è stato proprio un work package dedicato alla formazione nel settore della mobilitazione del legname, è stato molto interessante. Abbiamo cercato i MOOC, webinars, abbiamo cercato di diffondere attraverso podcast e soprattutto stiamo sviluppando una versione 2.0 della piattaforma di condivisione delle conoscenze. Questo perché? Perché quando finisce un progetto qualcosa deve rimanere. Quando finiscono i soldi, chiaramente poi tutti quanti ci dedichiamo ad altre cose, ma cerchiamo di lasciare qualcosa per il resto dopo di noi, è quello che lascerà Rosewood, sarà principalmente questa grande piattaforma che sarà conservata a lungo termine, dove tutte queste buone pratiche e innovazioni vengono descritte in dettaglio, dove vengono forniti i contatti per parlare con gli operatori e chiaramente sono tutti dati che non sono riservati e che sono completamente aperti. La cooperazione e l'innovazione, chiaro, abbiamo voluto identificare e sviluppare appunto la cooperazione e l'innovazione tra tutti gli attori e sostenere l'adozione e lo sfruttamento delle migliori pratiche esistenti. Lo abbiamo fatto attraverso la predisposizione dei cosiddetti roadmap, queste tabelle di marcia regionali che sono state sviluppate sulla base di un'analisi SWOT che abbiamo fatto a livello di hub all'inizio del progetto e che ci hanno poi guidato nell'identificazione delle buone pratiche secondo le necessità, che chiaramente non siamo andati a caso, ecco, abbiamo capito quelle che erano prima le debolezze, le necessità dei territori simili, appunto, dicevo, la Francia, l'Italia, il Portogallo, la Spagna, e dopodiché abbiamo cercato di identificare le migliori pratiche relative al nostro hub che andassero appunto a risolvere un problema che c'era in comune. Un obiettivo anche di scambiarci proprio le buone pratiche fra noi. Mi ricordo che alla fine del primo progetto una buona pratica francese riguardo la Forêt Bouge si chiama, che riguarda appunto lo sviluppo di una piattaforma a disposizione dei proprietari forestali privati proprio per fargli capire a 360 gradi cosa possono fare con la loro proprietà, fargli capire che prima di tutto che la loro proprietà forestale non è un dramma, ecco, non è neanche un problema, è un'opportunità sia economica che ambientale. E per farlo i francesi hanno fatto una piattaforma molto semplice da usare, molto chiara, ed in questo momento in Regione Castiglia si sta copiando, diciamo, questa piattaforma e verrà implementata anche in Spagna. Questo è in linea generale uno dei risultati principali per i quali facciamo cooperazione europea.
sostenere la progettazione di nuove opportunità di business per la mobilitazione sostenibile del legno attraverso il rafforzamento della capacità è un'altra dei nostri obiettivi, così come la formazione e lo sviluppo di risorse. Lo abbiamo fatto attraverso l'organizzazione di laboratori per generare appunto nuove idee business. Abbiamo dedicato dei laboratori al business to business, abbiamo sviluppato tantissimo materiale di formazione, eccetera. Chiaramente abbiamo cercato di sostenere prima di tutto le imprese private che sono attive sul settore. Vediamo un attimo anche com'è strutturato il progetto. Vedete in questa slide la struttura geografica degli hub, quindi noi siamo quelli chiaramente arancioni, il Southern West Europe, poi c'è il Central West, questo hub centrale che include anche la Francia del Nord, oltre al Belgio, la Germania, la Svizzera e l'Austria. C'è il nordico, che è diciamo quello forse più interessante, fra virgolette, perché come sapete tutti le regioni del Baltico a livello forestale sono un bel po' più avanti delle regioni del Mediterraneo, quindi ogni volta che siamo andati a visitarli o studiamo le loro maniere e forme di lavorare abbiamo insomma tanto da imparare. E poi c'è quello del Central East con la Repubblica Ceca, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, la Slovacchia e l'Ucraina, e quello nuovo, come vi dicevo, del centro-est con la Bulgaria, la Croazia, la Grecia e la Slovenia. Ogni hub è chiaramente indipendente, sono come se fossero un po' 5 sviluppi paralleli progettuali, ma tutti quanti siamo uniti dal coordinatore del progetto e figuratevi che ci riuniamo settimanalmente ogni martedì in quello che abbiamo chiamato il Hub Café, quindi prendiamo un caffè insieme e ci raccontiamo gli ultimi sviluppi del progetto ogni settimana. Questi sono i partner che sono stati coinvolti nel progetto, vedete sono tanti, sono 21, sono molto differenti fra loro, in quanto una delle caratteristiche che devono avere i progetti di cooperazione Horizon è quella del multi-partner, no? Dobbiamo cercare di coinvolgere pubbliche amministrazioni, centri di ricerca, università, cluster, imprese private, eccetera. E quindi abbiamo cercato di farlo, chiaramente lo vedete attraverso i loghi dei soggetti coinvolti, ma insomma sono tanti e di assoluto valore, quindi il partenariato è di livello molto alto. Basti pensare che il piano di comunicazione di questo progetto di disseminazione è sotto la responsabilità dell'Istituto Forestale Europeo. Quali sono i risultati sperati? Sposto questo. Beh, innanzitutto un impatto positivo sullo sviluppo dei prodotti e dei servizi ICT innovativi, questo è chiaro. Pretendiamo migliorare le conoscenze pratiche sulla mobilitazione del legno a livello sostenibile a lungo termine, creando il primo AKIS forestale paneuropeo. Pretendiamo anche aumentare il flusso di informazioni pratiche tra i forestali in Europa in modo geograficamente equilibrato e vorremmo ottenere una maggiore accettazione da parte degli utenti delle soluzioni raccolte e una più intensa diffusione delle conoscenze esistenti. Andrea chiaramente poi dopo farà un intervento dopo di me dove si passa un po' dalla teoria, che è questa di cui io vi parlo, alla pratica, perché poi in Italia si sono già identificate delle buone pratiche che magari vi state chiedendo, ma quali sono in sostanza, ecco, dopo ce lo dirà Andrea. Quali risultati pretendiamo di raggiungere a breve e a medio e lungo termine? A breve termine chiaramente quello che vi ho detto, trovare soluzioni ai bisogni di conoscenza, alle opportunità di innovazione più urgenti riguardo alla mobilitazione sostenibile del legname, ma soprattutto riguardo all'uso degli strumenti digitali.
strumenti digitali sia per la formazione che per il coaching, quindi l'addestramento, che riguardano un po' tutta la catena di valore della mobilitazione dell'economia in Europa. E a medio e lungo termine, chiaramente, vorremmo promuovere il rendimento ambientale ed economico della silvicoltura in tutta l'Europa con impatti che devono essere misurati, che riguardano l'innovazione e l'industria anche oltre i confini dell'Unione Europea. Quindi un progetto molto ambizioso, d'altronde se non lo fosse stato non sarebbe stato finanziato, nel quale siamo coinvolti fino a marzo del 2022, che vi invito a seguire sui nostri canali. Abbiamo un sito web dedicato, ve lo faccio vedere rapidamente, che è questo che vedete, che è rosewood-network.eu. Qua trovate tutte le informazioni sul progetto. Vedete per esempio uno dei video, l'ultimo video realizzato è da quello francese, e stiamo, come vi dicevo, predisponendo la piattaforma delle buone pratiche. La versione 2.0 sarà disponibile nel giro di qualche giorno. Siamo stati sfortunati perché non è ancora disponibile. Questa è la vecchia versione, ma si può comunque capirne il concetto. Chiaramente è una recopilazione di tutte queste esperienze che abbiamo trovato, e le abbiamo messe tutte qua. Ecco, qua si può scaricare la scheda in PDF e saperne di più, si può fare, c'è un motore di ricerca, per esempio se metto qua l'Italia e filtro, mi vengono fuori tutte quelle che sono state trovate in Italia da 2 anni a questa parte. Per esempio questa qua, che era una di quelle toscane, forest sharing, se cliccando sul librino mi viene fuori tutta la scheda, quindi tipo, dominio, tipo di legname, descrizione, tutto quanto, insomma l'approccio, i risultati principali, le lezioni che sono state imparate, l'informazione di contatto, il link al sito web, ed anche una parte dedicata alla prevalutazione della buona pratica, quindi dov'è, a quale scale si è lavorato, potenziale di mobilitazione, sostenibilità, impatti, costi, eccetera. Quindi è un lavoro che, come vedete, è grande, perché a livello numerico, insomma, stiamo parlando di centinaia di esperienze e dati recopilati, quindi siamo fieri di questo lavoro e ci auguriamo chiaramente che sia sfruttato e che piaccia all'utenza nazionale. Vi ringrazio per l'attenzione e resto a disposizione di chi ci ascolta, e passo la parola ad Andrea. Grazie mille Riccardo, grazie per la presentazione molto, molto puntuale e dettagliata. Adesso, come dicevi tu poco fa, passeremo un attimino più nel dettaglio con la presentazione di alcune best practice selezionate italiane per il territorio italiano per quanto riguarda la prima parte, e poi daremo anche uno sguardo a quelle che abbiamo visto essere molto interessanti per quanto riguarda invece l'area esterna all'Italia, e approfondiremo un attimo anche i contenuti. Allora, in primis, per quanto riguarda le best practice, una che, come prima menzionava Riccardo, siamo anche andati a vedere nella nostra visita tecnica di qualche giorno, di ieri l'altro, è il progetto Logistici Plus, un progetto PSR che vuole dare come principale obiettivo l'ottimizzazione e l'efficientamento delle biomasse ad uso energetico. Ecco, faccio un attimo, scusate, un passo indietro, vado a descrivere quello che è la struttura che queste best practice hanno. Si parla di dominio e tipo di soluzione come
due macro aree con le quali andare a definirle. Vedremo nell'arco della giornata, vedremo un paio in questo intervento, ne vedremo un paio di tipi di soluzioni che sono estremamente variegati, estremamente diversi, e i domini all'interno dei quali queste best practice vengono poi inserite sono molto anch'esse molto variabili. Altra cosa, come già menzionava prima Riccardo, il tutto è partito da un'analisi di quello che erano i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le eventuali minacce di quello che è il settore forestale. Quindi come una cosa molto importante che mi preme evidenziare è che come queste best practice non siano castelli in aria, ma vadano e cerchino di rispondere a dei problemi concreti per quanto riguarda invece il settore forestale italiano e eventualmente anche quelli esteri, che noi come settore forestale italiano possiamo eventualmente andare a copiare e andare a cercare di implementare poi sul nostro stesso territorio. Quindi, tornando brevemente sulla best practice, questo, come dicevo, è un progetto pilota che ha dato come output, perché di fatto terminato a giugno di quest'anno, la creazione di un approccio alla produzione di biomassa ad uso energetico con una particolare ed ulteriore attenzione all'efficientamento logistico e di conseguenza, passando per l'efficientamento logistico, anche a quello, al parametro principale, che è quello della sostenibilità. I partner sono anche, oserei dire, di altissimo livello. Vedete l'Università di Padova e nello specifico il Dipartimento TESAF, due aziende boschive, mi permetto di dire anch'esse di tutto rispetto, e poi due partner tecnici, noi come Associazione Italiana Energie Agroforestali e Tecnerga, una ESCO altamente specializzata nel mondo del settore delle biomasse. Allora, come dicevo, i parametri su cui questo progetto si fonda sono quello dell'efficienza, dell'ottimizzazione, della standardizzazione, della certificazione, ma soprattutto anche quello della vendita, chiaramente. L'efficienza, come dicevo, per quanto riguarda la produzione di questi tipi di biocombustibili, che dobbiamo tenere sempre a mente hanno marginalità estremamente ridotte contro invece magari credenze popolari e il comune pensiero. E quindi andare a migliorare l'efficienza della produzione vuol dire anche andare a diminuire i costi di produzione stesse e aumentare quello che a noi come associazione, ma come settore forestale interessa anche abbastanza, aumentare le marginalità su un prodotto altrimenti estremamente, anzi senza altrimenti, un prodotto estremamente povero come quello che è inizialmente il legno e soprattutto le biomasse residuali che provengono dal bosco. L'ottimizzazione della logistica è stata ricercata soprattutto in funzione di un ricercato dialogo con le pubbliche amministrazioni per quanto riguarda le infrastrutture necessarie per rendere per migliorare l'efficienza e per rendere possibile l'ottimizzazione di questi processi. Riccardo potrà poi confermare la difficoltà che abbiamo avuto nel raggiungere un cantiere forestale e dove di cippatura nella visita tecnica che abbiamo fatto 2 giorni fa, da centro paese, da Fondovalle fino in cima alla strada, dove tutta asfaltata chiaramente, però comunque dove c'era il nostro cantiere, passata più di un'ora con i camion che ad ogni tornante dovevano fare almeno due manovre per riuscire ad andare avanti. Capite che anche questo, oltre a essere un altissimo dispendio di risorse, è anche un dispendio di tempo e di energie per l'impresa stessa. Siamo passati poi alla standardizzazione perché chiaramente abbiamo visto che la qualità di questo materiale, l'efficienza passa anche per una qualità del materiale che deve essere sicuramente sempre molto importante, e quindi il materiale è stato anche analizzato da un punto di vista di contenuto energetico dopo un processo di essiccazione e vagliatura, e si sono andati a valutare i benefici che questi chiaramente ulteriori processi che comportano delle risorse chiaramente hanno sulla qualità del materiale stesso. Chiaramente si parla di qualità, si deve parlare tassativamente anche di certificazione. Entrambe le aziende che abbiamo visto hanno
ottenuto la certificazione dei biocombustibili, che ne conferma la sostenibilità, la tracciabilità e legalità di conseguenza, e un risparmio di emissioni che deve essere almeno il 70% rispetto ai competitor principali, che sono i fossili. Nello specifico poi abbiamo visto come le due aziende fossero in grado di avere un risparmio energetico in occasione di cantieri semplici, così di facile raggiungimento, e qualora l'impianto fosse ridotta, quindi nell'arco di 20, 30, 40, al massimo 50 km, come questo risparmio emissivo arrivasse fino a valori oltre il 95%. Infine, sono stati valutati, sempre in funzione delle valutazioni degli studi sul contenuto idrico e il contenuto di energia, modalità di vendita nuove, quali la vendita a calore e la vendita il contracting puro, quindi la gestione di tutta la vendita dell'energia, senza passare dalla vendita della materia prima. E, come vedete, come poi adesso ho spiegato nel frattempo, è stato un progetto che ha avuto una forte presenza in campo, quindi il monitoraggio dei siti forestali è stato il centro, il punto di partenza e il fulcro di tutto il progetto, e poi sono stati fatti alcuni altri passaggi, studi di sostenibilità, tutti gli studi anche supporto alla certificazione e così via. Passiamo a un altro progetto molto importante, che tra l'altro verrà anche presentato tra poco, dopo di noi, è ITFOR, che è la piattaforma digitale per la vendita del legname. Qui, come vedete, come dominio è un'innovazione, è un hub digitale o un cluster. Quelli che vedete elencati sotto sono tutti i partner progettuali. Anche qui vediamo il TESAF, vediamo la Camera di Commercio, vediamo Confartigianato, quindi sono progetti che raccolgono al loro interno delle altissime professionalità, e quindi questo è sicuramente per noi un punto di orgoglio. No? E cosa si va a ricercare? Si va a ricercare chiaramente la creazione di un hub, una piattaforma digitale dove si cerca di creare il punto di incontro tra la domanda e l'offerta. Quindi proprietari forestali, imprese forestali possono mettere in vendita il loro prodotto, il loro materiale, il loro legname, farsi conoscere come azienda anche in funzione della professionalità che esse hanno, con una sezione dedicata che è la cosiddetta vetrina delle aziende, dove queste possono poi farsi anche pubblicità e eventualmente mettere anche a disposizione foto oppure interventi particolarmente di pregio, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, chiaramente, uno degli obiettivi che questo progetto ha avuto era quello dell'interesse, della creazione di una filiera, dell'interesse da parte dell'industria di prima e seconda lavorazione. Troviamo la domanda che, visto che tra l'altro si è sempre parlato di questa rottura, questo scollegamento tra il mondo forestale italiano e quello della prima lavorazione, o più che altro della seconda lavorazione del legno, che notoriamente normalmente si rifornisce invece da paesi esteri. Questo cerca di essere, chiaramente anche andando ad aumentare la qualità degli assortimenti, di trovare una soluzione, di essere un punto di aggancio tra questi due, tra la domanda e l'offerta, tra questi due mondi che fanno parte della stessa filiera, ma che purtroppo hanno fatto sempre molta fatica a comunicare e a cooperare soprattutto. Poi passo a questo perché è quella che tra l'altro è stata scelta a livello europeo per la nostra parte, scusate, come best practice italiana, e dove si trova appunto che è un portale anch'esso web, per quanto riguarda un supporto alle aziende che necessitano supporto alle necessità e alla compilazione di tutti gli obblighi delle UTR. È molto semplice, vengono fatti, scusate, e l'azienda paga chiaramente una quota per il servizio che viene erogato. Il servizio viene erogato tutto online, con una facilitazione alla compilazione di tutta la documentazione necessaria. Vengono fatti soprattutto la parte molto di supporto per le aziende, è quella per quanto riguarda le OTR, ossia nello specifico
le analisi del rischio e le azioni di attenuazione, scusate, del rischio. L'analisi del rischio viene fatta con un supporto, viene supportata tramite tutta una serie di parametri che Legno OK, ricordiamoci, è una costola di Conlegno, ha nei confronti delle aziende stesse. A questo viene poi aggiunto tutta la produzione della documentazione necessaria, soprattutto per quanto riguarda la dovuta diligenza e le catene di custodia. Altro obiettivo, altro aspetto che invece con Legno OK si cerca di fare è quello della creazione di una rete di aziende in modo tale da favorire e semplificare quelle che sono le attività di acquisto e materiale qualora necessario non si trovasse poi sul territorio nazionale. Altra best practice, buona pratica molto interessante, sempre legata alla tracciabilità del legname, è questa qui, si chiama VChain, vede alcune aziende, un'azienda molto attiva per quanto riguarda il Piemonte, PEFC, quindi la certificazione PEFC, e prevede tramite l'utilizzo di un sistema di blockchain, quindi tutta una serie di, come si vede qui anche nell'infografica molto chiara, di codici a barre, di poter andare a risalire alla particella forestale, quindi costruire tutta la tracciabilità dal prodotto finito fino al bosco, fino alla particella forestale dove questa è stata, dove il nostro pezzo di legno, possiamo dire, è stato prelevato. Ecco. Questo è sicuramente una sfida molto importante ed è una sfida anche abbastanza grande. Chiaramente si sta portando avanti, questo è uno degli ultimi progetti nati per quanto riguarda la tracciabilità qua in Italia e appunto uno dei partner principali è PEFC, la certificazione, perché sono loro che tra l'altro danno supporto anche alla gestione di questi aspetti più normativi e meno tecnici. Invece per quanto riguarda dall'estero farò un breve excursus, anche qui la strutturazione è leggermente diversa, vedete il nome della best practice, vedete anche l'origine, la provenienza della stessa, una breve descrizione, ma soprattutto quello che preme evidenziare è il target della best practice, della buona pratica, quindi dove vuole andare a coprire, quale problema che è stato poi tra l'altro, dopo li menzionerò e ve li presenterò, è stato evidenziato il problema insieme a due esperti molto rinomati qua in Italia e quindi cosa si vuole andare a risolvere, quale necessità si vuole andare a coprire. Partiamo dalla prima, faccio un excursus molto breve perché sono anche oltre il tempo. Abbiamo le prime due sono buone pratiche di supporto alla piccola proprietà forestale proprio per la gestione delle proprie risorse, proprio in un'ottica di risoluzione o comunque valorizzazione di quelle che sono le proprietà forestali che, come ben sappiamo, purtroppo in Italia, nella stragrande maggioranza dei casi delle proprietà private sono estremamente frammentate, estremamente ridotte. Un supporto trasversale a questo tipo di proprietari privati potrebbe essere di quelli chiaramente di piccola dimensione, parliamo del 2, 3, 4 ettari che magari sono stati ereditati da nonni, parenti e dei quali magari non si sa nemmeno in certi casi purtroppo dell'esistenza, dando chiaramente un ritorno economico tramite la gestione di quelle risorse, allora si potrebbe andare a aumentare l'interesse in quelle stesse risorse proprio per poterne avere una gestione più ampia e più anche di profitto, ecco, chiaramente. Poi passiamo alla terza, scusate, che è il Forestry Fund, una serie di finanziamenti al settore forestale che la Norvegia nello specifico dà su una gestione e una valorizzazione ambientale di tutte quelle che sono le risorse forestali anche se trasversali, non semplicemente tramite misure PSR oppure tramite necessità che si vengono poi a scoprire durante
durante il periodo, successivamente a eventi catastrofici, ma un supporto trasversale e continuativo proprio per evitare andare a gestire in precedenza queste necessità dovute agli eventi atmosferici e non solo di carattere eccezionale. Poi abbiamo un paio, soprattutto Joint Food Terminals e Road Condition Monitoring, quindi parliamo di aree condivise tra più aziende per la gestione e per il deposito di materiale, di tronchi principalmente, ma comunque di materiale proveniente dalla foresta, e invece la seconda, quella proveniente dalla Svizzera, per quanto riguarda uno scanner che valuta la qualità delle strade forestali e tramite con una semplice passata di una macchina con un sensore attaccato dietro che ne valuta la qualità. Questo potrebbe da una parte favorire il controllo e dall'altro andare a implementare, a rendere meno dispendioso il controllo delle stesse, quindi avere maggior quantità di risorse da poter allocare nella manutenzione delle stesse, perché come sappiamo uno dei grossi problemi che abbiamo come settore forestale italiano sono le infrastrutture, strade, piazzali, che sono estremamente carenti. Il primo invece proviene dalla Finlandia, sono aree di stoccaggio intermedie che vengono suddivise e condivise da più imprese forestali. Passiamo per quanto riguarda invece tutto il mondo, la parte di digitalizzazione del settore. Abbiamo questo VChain Manager che è molto simile alla best practice italiana, nuovissima, per quanto riguarda però solo nel nome, perché di fatto è tutto un sistema di digitalizzazione della produzione del legno tondo, partendo sia dalla gestione in bosco, quindi come vedete abbiamo un calcolo dei costi, un convertitore di unità a seconda del materiale che arriva in piazzale, fino all'ultima parte dove abbiamo si arriva addirittura ad avere una mappa degli stakeholder, tutte le potenziali filiere legno, e quindi favorire in funzione del materiale di origine che io come impresa ho, passatemi il termine, tra le mani, e andargli a trovare la soluzione migliore, l'utilizzazione migliore in funzione proprio dello stesso. Tutto questo chiaramente tramite portale web, con anche la possibilità di averlo in mano tramite applicazione, tramite telefono. Altre due buone pratiche relative alla digitalizzazione che il progetto Rosewood in primis cerca di spingere, perché si è trovato, si è scoperto, si è riconosciuto come la digitalizzazione nel nostro settore sia molto arretrata rispetto ad altri settori. È quello appunto, scusa per l'inglese nella prima, ma mi è scappato. Comunque, per quanto riguarda ForOps, anche qui molto simile a quella che descritta poco fa, si va a cercare di migliorare il valore aggiunto, si va a cercare di creare maggiore valore aggiunto, come andando a semplificare la gestione che dal bosco viene dopo il bosco, quindi dopo una volta che è stato fatto il nostro intervento boschivo, si cerca di andare a aumentare la cosiddetta profitability, in inglese, in italiano si chiama marginalità economica, andando a favorire tutta una serie di passaggi successivi dopo l'esbosco, quindi la trasformazione, l'allocamento, l'assortimento, eccetera, eccetera. Teamflow invece viene dalla Romania, molto innovativa, visto soprattutto anche considerata la regione, il paese di origine, perché parliamo qui di tracciabilità, e viene fatto tutto tramite tracciamento GPS al momento della consegna dei tronchi. Dalla consegna dei tronchi abbiamo quindi una tracciabilità, tutto il percorso che è stato fatto, i vari punti su cui si è fermato, parliamo comunque di tronchi da sega, dal bosco fino alla segheria stessa. È un passo magari in meno rispetto a VChain che abbiamo visto prima, però è tutto tramite GPS, quindi non c'è necessità di avere tecnologie estremamente avanzate, basta avere un GPS, un marcatore GPS, senza nemmeno avere la necessità di una connessione internet. L'ultima, che viene anch'essa dalla Germania,
riguarda le strategie educative per informare il pubblico, le utenze, per quanto riguarda i servizi ecosistemici. Servizi ecosistemici, grandissimo e assolutamente attuale argomento del nostro settore, che difficilmente viene compreso dal grande pubblico. Parliamo di servizi ecosistemici nella loro totalità, quindi anche quella gestione forestale con sbocchi di carattere sicuramente produttivo, che però fatta con i criteri opportuni ha degli sbocchi non solo di carattere produttivo sulla vendita del legname, ma anche dei cosiddetti outcome positivi per quanto riguarda lo stoccaggio del carbonio, tutta una serie di aspetti ambientali che sono intrinseci e presenti all'interno della foresta stessa. Questo qui poi nello specifico è organizzato per i turisti e serve per acquistare una quota forestale, quindi con 10 euro loro hanno il loro piccolissimo, oserei dire, terreno di bosco, che verrà poi utilizzato proprio per fare attività di rimboschimento, e c'è tutta anche una parte di spiegazione, di fatto viene consegnato un libretto dove viene spiegato un pochino perché viene fatto, cosa sono i servizi ecosistemici e tutto quanto. Ecco, come vi dicevo prima, ci possiamo anche vantare, oserei dire, di avere due esperti nel nostro settore di tutto rispetto, sono il professor Pettenella e il professor Stefano Grigolato, entrambi dell'Università di Padova, che ci hanno dato una mano in questo progetto, ci hanno aiutato ad identificare quali sono sicuramente stati i punti di forza e i punti di debolezza, ma soprattutto anche di individuare quali all'estero erano le best practice utili per il nostro settore italiano nello specifico. Io con questo ho finito, ringrazio insomma tutti quanti e lascio le conclusioni, l'ultima parola a chi è presidio del territorio, e quindi lascio la parola a Gian Michele. Grazie. Grazie Andrea. Beh, devo dire che ho avuto modo di leggere le vostre presentazioni, e devo dire che faccio complimenti perché comunque avete le idee chiare e avete colto quello che è il tema centrale del futuro del settore, lo chiamo foresta, legno, energia. Noi in CIA ci siamo posti già da tempo, assieme ad AEL, assieme ai nostri partner nei territori, a CIA Belluno, al quale ringrazio dell'evento, il tema di qual è il futuro che noi vogliamo rispetto alle sfide del futuro che ci stanno ponendo. Green New Deal, PAC, PNR, no, questa moltitudine di risorse che, ahimè, dovuta ad una pandemia, ma che mai avremmo pensato di poter avere in dotazione dall'Europa. E allora il ragionamento è questo. Il nostro ragionamento è quello di dire la centralità della foresta e la centralità del silvicoltore. Perché è chiaro che l'associazione di categorie che rappresenta gli agricoltori e i silvicoltori non possiamo prescindere da questa impostazione. E quindi da dove partiamo? Partiamo dalla necessità di capire qual è il valore della foresta oggi all'interno del sistema economico, ma anche del sistema della sostenibilità ambientale. E il dato è quello della cattura del carbonio. Cioè, se noi partiamo da un assunto che non vi è miglior sistema per la cattura del carbonio, più naturale, più sostenibile di quella che è l'utilizzo della fotosintesi clorofiliana, in questo caso no, di alberi, e quindi della costituzione di foreste, quindi della costituzione di tutti quell'ecosistema che poi ci dà questi meravigliosi paesaggi, facciamo un errore di impostazione. E quindi è chiaro che partendo da lì noi dobbiamo arrivare al punto di metterci in testa che dobbiamo cambiare anche quello che è l'approccio rispetto alla gestione della foresta, in questo caso della foresta del Cansiglia, ma volendo di tutte le foreste di tutti gli ecosistemi italiani ed europei. E quindi abbandonare quella che è l'idea di una foresta monumentale per passare ad un'idea più laica di gestione.
perché attraverso la gestione riusciamo ad avere maggior cattura di CO2. E questo cosa ci porta? Partendo da questo ragionamento, Caduta ci porta a tutta una serie di valutazioni. Innanzitutto partendo anche dalle difficoltà che abbiamo, lo avete detto anche voi nelle vostre presentazioni, noi intanto abbiamo un tessuto forestale di silvicoltura che è molto frammentato, in mano per la maggior parte ai privati, ma che non riesce a dialogare, non riesce a costituire una massa critica importante. E questo è un tema. Poi c'è la questione che non abbiamo dati, non riusciamo a capire, perché l'Istat da anni non fa più rilevamenti, quindi anche la conoscenza del dato, tu hai citato il professor Pettenella, che voglio dire, è una delle migliori teste che abbiamo, no? Ma parte proprio anche da questo assunto. Non possiamo sapere dove vogliamo andare se non sappiamo da dove dobbiamo partire. E quindi abbiamo anche questo elemento che va messo in vista. L'abbandono della lavorazione primaria. L'abbandono della lavorazione primaria, cioè voglio dire, se non abbiamo chi consuma chi lavora il legno, probabilmente non abbiamo neanche la richiesta a monte. E poi voglio dire anche la questione probabilmente della meccanizzazione obsoleta che abbiamo, della poca professionalità rispetto ad esempio ma non professionalità in termini di capacità, la professionalità in termini di dotazione meccanica e di conoscenza e di formazione rispetto ad esempio ad aziende che al di là del confine dimostrano di avere, no? E che poi vengono a fare business sui nostri territori, perché il paradosso è questo. Il paradosso è quello che noi abbiamo un patrimonio boschivo immenso, forestale immenso, però non lo lavoriamo. E allora da queste tutte piccole, da questi grandi temi, CIA cosa dice? Beh, innanzitutto occorre ragionare di un sistema che parte dalla foresta e arrivi in un'economia circolare alla comunità. Perché il tema poi fondamentale di queste aree è una problematica che se ne discute da anni, è quello della tenuta del sistema delle aree interne. Cioè, per far stare la gente nei territori montani, non lo si fa per decreto, non lo si fa raccontandoci le favole, non lo si fa avendo un'idea bucolica di quella che è la montagna, ma lo si fa mettendo in pista progetti e strategie, utilizzando poi le risorse che ci sono e che oggi ci sono. Allora cosa dico? Occorre un piano strategico che vada ad intercettare tutta una serie di questioni che vi poniamo. Occorre la necessità di interagire un sistema che parta, come ho detto prima, dalla foresta, che arrivi all'utilizzo del legno nobile, che arrivi al riutilizzo in un'economia circolare dello scarto, e quindi il pellet, la biomassa, in un ambito locale, territoriale, non in un ambito di grandi dimensioni, come si vuole far pensare delle grandi centrali di biomasse, perché quelle non sono voglio dire, in sintonia, in armonia con quello che è il tessuto territoriale. Per poi fare cosa? Per poi arrivare ad una multifunzionalità del settore, perché il settore, voi mi insegnate che se io gestisco una foresta e quindi sottraggo i pascoli all'avanzamento della foresta, ho produzione di alta gamma, ho produzione di alta qualità agricola, penso al latte, penso alla parte dei formaggi, ma penso anche poi al riverbero che poi va anche nel turismo, perché oggi stiamo assistendo anche ad un cambiamento concettuale di quella che è la mobilità. E quindi la gente oggi riconosce nel territorio, nell'ambiente, nella pulizia stesso, nell'organizzazione dell'ambiente stesso, gli amici trentini ci insegnano, riconosce un modo anche per approcciare a livello turistico e quindi portare economia in quei territori che mettono in piedi una sorta di multifunzionalità. Ecco, come vedete, i temi che noi poniamo sono temi di spessore, di valore. E qual è il mio ruolo in questo caso? Il mio ruolo è sollecitare la politica, sollecitare l'istituzione ad andare in quella direzione. Certo che gli strumenti sono sicuramente i progetti, occorre una visione politica, ma occorre anche una progettualità. Le risorse, è inutile dire non ci sono perché ci sono, vanno canalizzate, perché non possiamo sbagliare il colpo. C'è questa opportunità che ci si presenta in questi trienni, quadrienni che sarà del PNRR, ma anche della politica agricola comunitaria, che andrà fortemente a condizionare, no, con la strategia Farm to Fork, con la biodiversità, con comportamenti virtuosi. Ecco, io credo che il tessuto montano su questo
passaggio possa giocare un ruolo fondamentale. Certo che tutto quanto va organizzato in un ambito di sistema. Occorre l'aggregazione, lo vediamo sempre più. Dobbiamo mettere in pista sistemi di aggregazione, siano consorzi, siano organizzazioni che si mettono insieme, non lo so. Noi crediamo che oggi abbiamo bisogno di mettere insieme un sistema, di organizzare un sistema che sia propedeutico ad avere una valenza sulle sfide che ci portano avanti e che ci vengono avanti. Ecco, questa è in sintesi molto stringente, perché non voglio rubare spazio, ma quello che ci siamo posti come gruppo di lavoro, anche alla quale insomma abbiamo delle persone del territorio che portano un loro contributo all'interno di Ciano, pensando e ripensando quello che può essere un obiettivo dalla quale non ci possiamo sottrarre, che è quella attraverso anche la gestione forestale della mitigazione quantomeno dei disastri, se non dei cambiamenti climatici, che comunque ha titolo per farlo, perché voglio dire, se io sottraggo carbonio e immetto ossigeno, di fatto faccio un'operazione per cui è estremamente sostenibile dal punto di vista dell'impatto ambientale e devo dire anche sociale ed economico. Quindi le tre titoli di tenuta della sostenibilità. Ma al di là di questo abbiamo anche la possibilità, come ho detto, di creare tutto un sistema a caduta, sia dalla filiera della produzione, da quella energetica e da quella anche della tenuta sociale, della coesione sociale, che è importantissima. Anche questo è un passaggio che nella prossima programmazione PNRR viene messo tra i titoli su cui ragionare ed impostare un futuro. Noi non possiamo pensare, e mi lego all'intervento che hai fatto tu, io devo avere un cantiere e devo fare un'ora a far girare i camion all'interno dei tornanti, ma è immaginabile, cioè oggi nel 2020 è immaginabile che noi non possiamo mettere in piedi delle infrastrutture che permettano a chi poi ha anche, voglio dire, una silvicoltura, perché non è che siamo a Verona, siamo sulle montagne, siamo in una difficoltà oggettiva di mobilità, di lavoro, quindi va ripensato anche e quindi va collegato, e questo noi attraverso il progetto paese che vogliamo lo rivediamo, va collegato anche il sistema della politica, il sistema dell'infrastruttura, il sistema della mobilità, cioè tutte quelle valenze propedeutiche a permettere che la nostra silvicoltura, la nostra economia forestale diventi un'economia forestale che sia anche competitiva. Altrimenti, se noi non abbiamo tutta una serie di ingredienti, avremo sempre chi avrà la potenzialità di poter venire ad usurparci, uso questo termine anche volutamente, quello che è un nostro patrimonio che dovrebbe invece ricadere e riportare valore aggiunto sul nostro territorio nazionale. Ecco, io su questo devo dire abbiamo le idee molto chiare, abbiamo già incontrato anche a livello regionale Veneto Agricoltura, dove abbiamo espresso anche quelle che sono le nostre idee, quella che è la nostra visione. Incontriamo gli assessori regionali, a livello nazionale insomma, abbiamo contribuito molto anche attraverso AIEL, attraverso Marino Berton, presidente Brugnoni, a condizionare anche quella che è la strategia forestale. Quindi io voglio dire, CIA ci sarà in questa sfida e siamo a disposizione appunto di questi progetti affinché il tessuto delle aree interne, perché noi preoccupa anche questo, sia un tessuto che venga sempre più implementato e invertire quell'andamento di cittadini che dalla montagna vanno verso la città, ma il mio sogno è rivedere cittadini che tornano nella montagna. Grazie. Ottimo. Grazie mille e niente, ringrazio tutti i presenti, ringrazio anche chi si è connesso da remoto. E con questo direi che possiamo concludere, anche perché siamo assolutamente in tempo, abbiamo già qualcuno che freme per il prossimo intervento. Ringrazio Riccardo per la disponibilità, molto, molto gradita la sua presenza, e saluto tutti e vi ringrazio nuovamente. Arrivederci.